Buongiorno a tutti, sono #chiedela Gabri e oggi, riprendendo le regioni d'Italia, come da programma andiamo a parlare insieme della regione Friuli Venezia Giulia. Allora, come posizione geografica questa regione si trova nell'Italia settentrionale come il Veneto, nella parte nord-est, la parte più a est verso la Slovenia, quindi verso la parte est. Come confini, mi sposto così vedete anche la cartina, abbiamo l'Austria, il Veneto e la Slovenia, Austria a nord, Veneto a ovest e Slovenia a est. Parlando di orografia, i monti principali sono il monte Pramaggiore e il monte Canarin. Invece, parlando di colline, abbiamo le colline del Carso, vedete anche una raffigurazione qui. Parlando di pianura, invece, dalle pendici alpine fino al mare si estende l'enorme pianura padana che attraversa molte regioni settentrionali, tra cui il Friuli Venezia Giulia, dove arriva per l'ultimo pezzo. Come tutte le altre regioni settentrionali, è divisa in due parti questa pianura: l'alta pianura padana e la bassa pianura padana. L'alta pianura padana è la parte fredda burrascosa, diciamo, è un po' più brulla, rurale, mentre la bassa pianura padana è la parte più vicina al mare. Quindi, a differenza dell'alta che è più vicino alle Alpi, questa qua è più vicina al mare ed è molto più fertile per le coltivazioni ed è maggiormente utilizzata anche per l'allevamento. Parlando delle coste, l'arco costiero del Friuli Venezia Giulia è quasi totalmente pianeggiante e dal momento in cui i rilievi si affacciano sul mare, solo all'altezza dell'altopiano carsico, come abbiamo detto anche prima, nella stretta fascia orientale. Le coste è su tutto il versante est, perché poi all'interno abbiamo il confine con la regione Veneto. I mari è il mare Adriatico, mentre i fiumi principali sono il fiume Tagliamento, il fiume Isanzo e il fiume Natisone. Il golfo principale della regione, lo vedete anche dalla cartina, è il Golfo di Trieste, che è neanche capoluogo di regione, di direzione, di provincia di questa appunto regione, scusate per la ripetizione. Il clima è montano freddo andando a nord sulle Alpi e mite nel resto della regione, quindi nella parte più verso il mare, grazie all'azione mitigatrice, come abbiamo visto anche nel Veneto e nella Emilia Romagna. C'è questa azione mitigatrice che mitiga il densità abitative di 156 abitanti per chilometro quadrato circa. Il capoluogo di regione è Trieste. Parlando di città, Trieste è situata a nord del mare Adriatico in un golfo che porta appunto il suo stesso nome, che come abbiamo visto prima è a origini antichissime. Pensate all'epoca dei Romani, dai quali venne chiamata Tergeste, da cui poi arriva anche il nome Trieste. La città si estende ad anfiteatro lungo la costa, sfiorando la parte meridionale della zona montuosa del Carso. Il suo porto è stato molto attivo nel passato, ultimamente si è un po' spento perché rappresentava l'unico sbocco dell'Europa centrale verso il mare. Ma poi ha limitato leggermente la propria attività a causa della concorrenza dei nuovi porti che sono sorti più recentemente, che hanno fatto un po' di concorrenza. Altri capoluoghi di provincia, quindi le altre province, sono Gorizia, Pordenone e Udine, che anche loro hanno storie molto antiche. Gorizia si trova nella pianura friuliana con uno sbocco sul fiume Isonzo, mentre Pordenone, un tempo Portus Naonis, sorge al centro di una fertile zona agricola vicino alle rive di un breve fiume ma navigabile, il Noncello. Udine invece rappresenta il centro storico di tutta la regione friulana, poiché si trova nel cuore del suo territorio. Tra i fiumi, ad esempio, troviamo il Tagliamento e l'Isonzo. Le attività produttive di questa regione sono l'agricoltura, l'allevamento, le elettrodomestiche, quindi l'industria aeronautica elettronica, della seta, dei mobili e dell'artigianato. Poi ovviamente abbiamo anche un forte turismo. Parlando di curiosità, il nome di questa regione deriva da Forum Giuli, cioè città della famiglia Giulia, un'importante famiglia storica romana che fra i suoi illustri rappresentanti accoglie addirittura Caio Giulio
Cesare. Venezia Giulia unisce sempre il nome della nobile famiglia Giulia a quelli degli antichi abitanti di questa zona, i Veneti. La Venezia Giulia, dopo il secolo del conflitto mondiale, è passata sotto il controllo della Slovenia e della Croazia. All'Italia è rimasta solo una piccola fascia breve di territorio che comprende da Trieste a Gorizia, un po' come vediamo nella cartina. La ricetta principale di questa regione per una gustosa merenda sono le frittole. Le frittole sono un dolce perfetto con farina, lievito, limone e tanti altri ingredienti. Vi lascio anche la ricetta qua nella descrizione. La preparazione è abbastanza semplice. Questa pillola lezione sulla regione Friuli Venezia Giulia ti è piaciuta? Iscriviti al canale, lascia un bel mi piace, attiva la campanellina e non perderti i nuovi aggiornamenti. E quindi alla prossima, ci vediamo giovedì prossimo alle ore 17, perché vi ricordo che ogni giovedì alle 17 su questo canale esce un nuovo video. Ciao!